se si deve parlare di un rinnovamento, di una rigenerazione della società umana, anzi della Chiesa come società degli uomini, si deve cominciare da questo punto, da questa missione. Chiesa Santa di Dio, tu non puoi fare la tua missione, non puoi compiere la tua missione nel mondo se non attraverso la famiglia e la sua missione. Noi siamo immersi attraverso il sacramento dell'acqua e dello Spirito Santo, immersi in questo mistero pasquale di Cristo, la sua morte e la sua risurrezione. Siamo immersi per ritrovare la pienezza della vita. E quella pienezza dobbiamo ritrovarla nella dimensione della persona, ma nello stesso tempo nella dimensione della famiglia, comunione delle persone, per portare, ispirare con questa novità di vita i diversi ambienti, le società, i popoli, le culture, la vita sociale, la vita economica, tutto questo per la famiglia. Sì, voi dovete andare dappertutto nel mondo per ripetere a tutti, per la famiglia, non a costo della famiglia, ripetere a tutti, per la famiglia, non a costo della famiglia.